Buongiorno e benvenuti qui a Longarone, soprattutto nei luoghi della memoria che avete già visitato. Io ringrazio l'assessore Piron perché da diversi anni proprio lui porta dei gruppi di studenti e di ragazze proprio sui luoghi del Vajont, perché penso che se non si vede, non si tocca con mano questo territorio, non ci si rende conto della portata e della vastità di questa tragedia. Quindi penso che oggi chi di voi l'aveva già visto, alcuni invece per la prima volta sono arrivati in diga e hanno potuto vedere quello che è successo, ora sanno realmente cosa è stato il Vajont. Io parlare di Vajont potrei stare qua ore e ore e ore, come potevano stare qua il maestro Gianni che vi ha supportato, il mio consigliere Giovanni Danieli, che sono state delle ottime guide e vi abbiano permesso proprio di conoscere a fondo questa tragedia. Sicuramente per noi amministratori il messaggio che il Vajont deve dare, soprattutto quest'anno che è il 50° anniversario, è proprio quello di una maggiore attenzione al territorio che andiamo a governare, perché purtroppo il Vajont ha insegnato ancora troppo poco, perché di disastri, al di là di quelli legati ai terremoti, ma il prossimo sabato ad esempio qui faremo una esercitazione sul rischio sismico che coinvolgerà 29 comuni della provincia di Belluno e di Treviso per vedere se siamo pronti ad eventuali calamità del genere, ma soprattutto anche in situazioni di alluvione, perché ogni anno e sempre di più siamo colpiti da situazioni del genere. Allora, nelle difficoltà anche di risorse economiche che noi abbiamo, secondo me dobbiamo veramente guardare con attenzione a queste problematiche di gestione del territorio, augurandoci che il Vajont veramente possa aver lasciato un segnale di cosa significa non governare il territorio in maniera adeguata. Qui siamo, penso, all'esempio più alto, più drammatico, più doloroso, più tragico, perché la morte di 1910 persone, tutte quelle che sono, diciamo, le mancanze che ci sono state, soprattutto come diceva l'assessore, di non aver voluto evacuare un territorio che si sapeva che prima o poi sarebbe stato colpito dall'acqua del Vajont, sia un altro gravissimo errore. Allora penso che questi siano spunti di riflessione che in occasioni del genere tutti noi dobbiamo cercare di farci. Mi auguro veramente che alla fine di questo 50° anniversario le nostre comunità siano riuscite a dare dei segnali forti e concreti sulla gestione del territorio e su tutte quelle che sono le sfaccettature legate a questa tragedia, e sono veramente tante. Ieri ci siamo incontrati a Calalzo con alcuni di voi e ne abbiamo parlato. Chiudo perché, ripeto, potrei stare tanto invitandovi e elencando i 2 o 3 eventi secondo me più significativi che organizzeremo nelle prossime settimane qui, e sono nel prossimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, una sorta di raduno nazionale di protezione civile. Ci sarà un convegno sulle dighe, ci sarà un'inaugurazione della mostra dei terremoti d'Italia questo venerdì, il sabato sarà dedicato, come ho detto prima, delle esercitazioni sul rischio sismico, e poi domenica ci sarà l'abbraccio ai soccorritori del Vajont. Abbiamo voluto dimostrare la nostra riconoscenza e gratitudine verso tutte quelle persone che per giorni e giorni hanno aiutato a recuperare i corpi delle persone che sono morte, hanno dato conforto ai superstiti, ai sopravvissuti, e hanno mantenuto in questi anni un legame profondo con la nostra terra e con le nostre comunità. Poi una cosa un po' più, diciamo così, simpatica e più accessibile è quella della pedonata sui luoghi della memoria. Domenica 29 settembre ci sarà questa camminata che porterà i partecipanti dalla via Roma verso la diga, con l'apertura di quel ponte tubo che avete visto, che viene aperto solamente in questa occasione per rendersi conto ancora più da vicino della grandezza della nostra diga. Poi faremo per un evento culturale di grande, secondo me, spessore, il Requiem di Verdi, che verrà effettuato e realizzato proprio qua in chiesa domenica 6 ottobre, giornata in cui ci sarà anche un convegno internazionale di geologia. Poi c'è il 9 ottobre che ovviamente noi ci aspettiamo l'arrivo di un rappresentante del governo dello Stato, o il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei Ministri, che possano attestare la vicinanza comunque a 50 anni di distanza a queste comunità, perché lo Stato è sicuramente uno dei più grandi responsabili. Spero di non essermi dilungato troppo, vi ringrazio ancora della vostra presenza e partecipazione e lascio la parola al Sindaco di Castellanza.